Dietro ai ritardi nei lavori del Mose ci sono quelli dei pagamenti alle imprese da parte del Consorzio Venezia Nuova, commissariato dopo le note e poco edificanti vicende giudiziarie del 2014. A denunciarlo sono i titolari delle stesse ditte, secondo cui con il commissariamento i tempi di pagamento sarebbero saliti di parecchio. Nel 2014, affermano da Mantovani, i nostri crediti col Consorzio ammontavano a 21 milioni, oggi a circa 40, il tutto su un totale d'appalto di poco superiore ai 60 milioni. Ai mancati pagamenti facciamo fronte con l'esposizione bancaria, ma nemmeno quella è illimitata, e dunque è inevitabile che i lavori procedano a singhiozzo. Tra i tanti messaggi fuorvianti che sono passati sul Mose, commenta il governatore veneto Luca Zaia, c'è quello che si tratti di un'opera della regione. Completarla, ricorda, spetta allo Stato e noi non possiamo che rinnovare l'invito a risolvere questi problemi e terminare i lavori il prima possibile. Penso che chi lavora ha diritto ad essere pagato, chi lavora onestamente deve essere pagato, punto e basta, non c'è altro da aggiungere. E purtroppo la parola Mose evoca altre attività non molto lecite, però qui c'è anche gente che ha lavorato e che nulla c'entra con le tangenti o con i casini.